incontro qui oggi tanti insieme per chiedere che cosa? Noi oggi qua vogliamo chiedere alla Regione Veneto una nuova legge regionale per il diritto allo studio. La legge attuale adesso consta di 4 articoli che non si occupano minimamente del tema ma trattano solo di buoni scuola e che non riescono minimamente a rispondere a tutte le esigenze di una popolazione studentesca come quella del Veneto, che vede il proprio diritto allo studio ogni volta sempre più negato. Non abbiamo delle agevolazioni per i trasporti pubblici, abbiamo delle scuole che sono sempre più pericolanti da un punto di vista dell'edilizia scolastica, non abbiamo un sistema di welfare studentesco che ci permetta di andare a scuola e che ci garantisca un vero diritto allo studio. Per esempio anche il costo, tutti i costi che noi ogni anno sopportiamo per andare a scuola, che passa dai caro libri per comprare appunto i libri di testo scolastici che costano sempre di più, che passa per ogni abbonamento che noi paghiamo, sia quello del treno sia quello dei pullman che delle navette. Vorremmo una scuola dove gli studenti siano veramente protagonisti e dove gli insegnanti con buona volontà vengono premiati al modo giusto. Studio per diventare geometra e chiedo scuole aperte durante il pomeriggio per creare un luogo dove si possono incontrare gli studenti, studiare insieme e creare più gruppo. Non ci aiutano per il nostro futuro, non c'è un rapporto scuola-studente come vorrei. Sono Alberto Botte, vengo da Feltre, studio al liceo classico. In classe mia molti dei miei amici vengono da fuori e sono costretti a pagare anche 500 euro all'anno per venire a scuola. Quindi io chiedo dei trasporti efficienti e non un prezzo ragionevole.